Velocità media 2,50, va bene per tutti? No, cazzo, no. Ma chi ti ha colpito a sinistra? Oh, ma vabbè, si scende. Ma che sta combinando questa? Gli specchietti esistono per essere guardati. 25 moto adesso e sicuramente stanno arrivando tante altre. Non esiste nessuna legge qua. Lascia un terra, da morire. Oh, brutta figura. Sei emozionato stamattina? Sì, è la seconda volta che mi succede stamattina. Ci sono i tuoi amici, guarda. Hello, motherfucker. Oh, li ho salutati, non ti salutano? Sì, è vero, mi ha sorriso, che grande. Ma perché tutti i cinesi ci sorridono? È Carletto, sì, è Carletto, cinesco caschetto. La tua vista la partenza di Carlozza. Sì, è una pazza, Come camminano vicini. Sì, troppo vicini, non mi piace. Come? Parare e tarara? They ask you how you are, you Te faccio sempre, fate un cazzo. Ma dobbiamo andarcene di là, ci conviene andarcene nel piazza Plebiscito. Sì, sì. Oh, il dosso! Hanno messo! No, non ci credo, hanno messo i dossi! Bravi, almeno non corrono più, vedi? Hanno fatto bene a mettere i dossi qua. Vabbè, tanto noi se dobbiamo impegniamo piano, non è questo il problema. Però hanno fatto bene a metterli, realmente, così non corrono più come i pazzi. A me non importa dei dossi, io non corro per strada. Io impenno! Mi hai visto correre da stamattina? Basta tenere un passo svelto! Questo, guarda! Questo è un passo normale, no? Però io preferisco camminare così, guarda. Così è più divertente. Però piano piano, hai visto? 20 km orari, 30 km orari, piano piano. È tutto sotto controllo. Bad boys, wanna do. Wanna do, wanna do. Lui è ancora più bad boys col simbolo del Napoli sopra il parapango. Il tergicristallo, come si chiama? Il paravento! Porca vacca! No, mi ha distratto Comas, non l'ho detto! Non l'ho detto, è vero! Era spaventata. Oh yeah. Eccoli, eccoli! Oh, hanno asfaltato qua! Che bello, hanno asfaltato finalmente! Fast as fuck, boy. Ah? È verde! Oh, ma vabbè, si scende! Ti ha urlato in testa e tu come cazzo ti fermi? Ah? Che poi come cazzo ti fermi? Lei è dentro la linea! Coglione! E che ci fermano, che ci fanno? È rosso! No, non ci sono le telecamere! Ragazzi, ce le fanno fare loro le infrazioni! Poi se mi arriva la telecamera ci mando questa come prova. Conservati il video, amo! Non mollo tanto, ci provo lo stesso. Senza le crash cage ti senti proprio sicuro di passare ovunque, perché poi alla fine è slanciata e sottilissima come moto. Le crash cage sfondi tutto. Ma poi la paura più brutta delle crash cage è di infilarti nei passaruote, capito? I soliti incroci a Napoli alla cazzo. E che fa, bro? La piena di polizia, mica siamo criminali, bro. Il casco ce l'hai? Sì. Assicurazione? Sì. La patente? E allora che te ne fotte, bro? Ma perché non puoi circolare, scusa? E allora, no, tranquilli, non dobbiamo fare cazzate. A few moments later. Ci stavano aspettando qua, che grandi! Oh, ma è gigante, fra l'evento. Ah, non me l'aspettavo! E noi siamo ospiti lì. Possiamo entrare a impennare? No, impennare no, impennare no. Non fate casino, ragazzi. Così, noi abbiamo un'area riservata che siamo ospiti di uno stand che sta qui dentro. Devo chiamare il titolare magari per entrare? È meglio. Spegnete le moto un attimo. Certo. Inquadra pure la municipale, è più divertente. Grande. Davide, vedi, noi siamo all'esterno qua e vabbè c'è la municipale, mi ha detto di chiamare il titolare per farci entrare. Però tu quanti ne siete? Siamo 1, 2, 3, 4. Siamo 25 moto adesso e sicuramente stanno arrivando tante altre. Aspetta, dobbiamo creare un'area di parcheggio per le moto, capito?
Grande. Certo. Ora dovevi spostare. Al parco Virgiliano. Riuscite a raggiungerci? Non lo so perché dovevamo vedere con le bici perché abbiamo visto la storia. E venite con le bici, vi dovete fare mergellina. Ci becchiamo là, ragazzi, nel caso. Continuerà ad arrivare gente. No, lo so, sarà per la prossima volta, non fa niente. Oh! L'hai appena ritirata! 35 km. Bellissimo, auguri fratello, veramente. Sono proprio contento, fra. Ragazzi, in poche parole, il comune voleva che registrassimo singolarmente ogni targa che sarebbe venuta al raduno. Ma come cacchio facevamo a sapere? Cioè, non puoi sapere le moto che parteciperanno a un raduno. Mi dispiace, ragazzi, per tutti coloro che verranno a Piazza Plebiscito convinti di acchiapparmi, ma ci siamo spostati al Virgiliano. Seguitemi su Instagram, così rimanete sempre aggiornati su tutti gli spostamenti e su tutto quello che succede. Grandi! Corrono troppo vicino, non l'hanno capito che così per strada non si va. E io sono il primo ad infilarsi a correre, ragazzi, che sia chiaro. Ma quando ne siamo così troppi bisogna camminare a spina di pesce, ma nel traffico non bisogna camminare così, perché una minima frenata di qualcuno può coinvolgere 10 persone in un incidente. Infatti io mi mantengo sulla destra, piano piano, tranquillo, per fatti miei. Piano piano lo inizieranno a capire anche loro poi. Ragazzi, mi dicono che qua un amico ha comprato un missile terra-aria. Puzza di nuovo? Guarda quelle gomme, sono nuove tu. Fa paura, Guarda lì, tagliano la strada in maniera sbagliata proprio. Guarda che è bella, siamo un casino di noi. È vero! Comunque ragazzi, ma quanta è bella! E fai, lo fai apposta, stringe, tronza. La frustrazione è una brutta cosa. No, ti volevo far passare. Ma che sta combinando questa? Cioè, ma questa veramente sta facendo? Madò, che bello il mare, è una tavola stamattina. E guarda, non guardi i specchietti. Gli specchietti esistono per essere guardati. Esistono per essere guardati. Non li sta guardando. Later. È vecchia rintruciullita, guarda tutti che bussano. Mi è mancato questo brivido. Signore attraversato di scatto. In penna! Magari! Ah, queste vasche non si impennano? No, solo il passaggio. Riusciamo a parcheggiare 30 cristiani adesso? Sì. Fanno più bordello, 125 che... Ma quello è il problema. Per migliore famiglia tiene la gamma accesa. Corrono troppo vicino. 1 minute, 37 seconds later. Come cazzo è caduto, fra? No, cazzo, no, perché stanno vicino, l'ho detto da prima, io l'ho detto che non devono camminare attaccati. Aiù, come siete caduti? Non so il perché, ha girato tutta a sinistra e mi è venuto proprio addosso, ha fatto un vestito. Ma chi ti ha colpito a sinistra? No, io stavo andando di qua e era fatto Con lo scooter, lui con la moto. Ragazzi, spostiamoci un attimo di fronte, però leviamoci da qua che non ci vedono. Wow, che cazzo. Cazzarola. Vedete perché bisogna stare attenti quando si cammina in gruppo, ragazzi. Aiù, voi camminate troppo vicino, prima lo stavamo parlando. Cosa abbiamo detto prima? Voi camminate troppo attaccati, vi superate l'una parte con l'altra, ve l'ho detto prima. Io sono andato avanti, uno si è tirato tutta a sinistra, ma ha preso il manubrio. Cioè, ma siete caduti in 3, giusto da quello? In 4. Chi ti ha preso il manubrio? Cioè, tra di voi o è stato quello lì col motorino che se n'è andato? Ok. La moto, le moto come stanno? Ma è più un danno morale. Ok. Stavano andando piano fortunatamente. Ma pure tu sei caduto? Ok, ma perché te li sei trovati fermi davanti, in poche parole? Un incidente, quante moto?
Ragazzi, cosa ho detto prima? Sembra una stronzata, però di cosa stavamo parlando? Vedete? Cioè io perché queste cose non me le metto a voi nei video, perché sennò vi faccio due palle così. Però a loro io ho fatto due palle così prima e io ho detto ragazzi, camminate male in gruppo, siete troppo vicini, rischiate di urtare sterzo e sterzo, può succedere. E se poi succede tra due di voi, dato che siete tutti vicino, cadete tutti quanti uno dietro l'altro. Ma che cazzo, me le chiamo le cose, fra? No, ma dritta sembra dritta già da così, guarda, già si vede che è dritta, va. È dritta, non è storta. No, devi vedere solo in marcia se un po' lo sterzo può essere un minimo, un pelino storto. Fortunatamente la cosa importante è che non vi siete fatti nulla. Da quello che vedo qualche graffio, i danni delle moto si riparano. L'importante è che noi stiamo bene. Mo se ve la sentite e volete andare, andiamo. Se no, se volete andare a casa, ragazzi, non pensate al raduno, non pensate a niente. Cioè, è normale, avete fatto un incidente, una caduta. Ci sta se volete ritirarvi, Ragazzi, seguite tutti quanti lui con la 09 tutta chittata. Lui sarà l'aprifila, io sarò il chiudifila. Adesso ci muoviamo come si muove un gruppo decente. Nessuno supera nessuno, velocità media 2,50, va bene per tutti? Però nessuno supera nessuno, ragazzi. Arriviamo tutti quanti integri, vi voglio bene. Ci mettiamo tutti quanti sulla corsia di destra. Tu mettiti la corsia centrale e li tieni tutti quanti buoni, capito? Fai il jolly centrale, capito? Li guardi un po' tutti quanti, Later. Ah, posso dare anche un po' di cassa adesso, dato che siamo andati a 50 all'ora tutto il tempo. Aia. Stanno pescando il granchio blu? Sì, però. A te sono venuto a chiamare. Tu l'hai casata a tutti quanti, le hai casate, capito? Sì. Cuccioli! Tutto dietro la Valentina, Bibi, venite qua! No, io sto andando a fare l'imbennatella, vai. Mi dà fastidio impennare così. Adesso posso impennare io. Ma cosa stava facendo quella? Stava attirando clientela. Oh, mettici la coscia sotto così, bravo, tanto non si scia. No, è finto, è una foto, è tutto finto. Lascia un terra, da morì. Ciao ragazzi. Grande! Solo a Napoli succede ciò, ragazzi. Ma tutto normale, cioè non è che siamo su uno stradone principale, capito? Quello è il bello. Questo però è perché non sono presenti le autorità. Per questo qui ognuno fa quello che cazzo gli pare. Anche il comune stesso, per questo ci sono anche queste strade. Non esiste nessuna legge qua. Oh, è buona!